Prosecco, ma non solo. L'alimentare traina le esportazioni della Marca e del Veneto. Nel primo trimestre del 2017 l'export regionale ha registrato un aumento del 7,1% rispetto al medesimo periodo del 2016, vendendo all'estero beni e servizi per 14,8 miliardi di euro e con una bilancia commerciale in attivo per 3,3 miliardi. Le esportazioni venete rappresentano il 13,6% del totale nazionale, mentre quelle trevigiane ammontano al 21% della quota regionale. Ma ci sono ulteriori potenzialità di crescita, soprattutto facendo conoscere meglio agli operatori stranieri l'autentico Made in Italy enogastronomico, contrastando un fenomeno purtroppo sempre più diffuso come il cosiddetto Italian sounding, ovvero i prodotti con un'assonanza di italianità nel nome, ma poco o nulla di tricolore nella sostanza. A questo mira ad esempio il progetto True Italian Taste, promosso dall'Associazione Camere di Commercio Italiane all'estero con un educational tour per operatori di Stati Uniti, Canada e Messico dedicato alle eccellenze enogastronomiche venete e friulane e partito proprio dalla Marca trevigiana. Non a caso all'iniziativa ha aderito anche la Camera di Commercio di Belluno e Treviso. Per il presidente Mario Pozza, infatti, il territorio, oltre alla riconosciuta capacità produttiva, deve migliorare nella promozione dei propri prodotti. È un limite non solo della nostra terra, ma è un limite del nostro paese. Basta chiudere gli occhi e aprirli qualsiasi parte, quando tu ti giri e li riapri trovi un monumento, trovi qualcosa di bello. Bisogna saper vendere questi prodotti, perché lo chiamo un prodotto, e oggi abbiamo l'opportunità con questi nostri operatori che vengono dall'estero per far capire cos'è questo territorio, per farglielo conoscere, per farglielo apprezzare e gustare. Non solo l'enogastronomia, ma l'arte, ma anche la nostra gioia di vivere questo territorio. Certamente l'enogastronomia ha un suo ruolo, non a caso siamo nel distretto del Prosecco, ma non c'è solo il Prosecco, abbiamo tantissime eccellenze, dal radicchio, solo per citare l'altro elemento che viene, l'altro prodotto della nostra terra. Quindi bisogna saperli proporli, bisogna fare un lavoro di rete e la Camera di Commercio con Asso Camera Estera indubbiamente deve fare questa parte che gli spetta per legge, e non solo per legge ma soprattutto perché gli spetta un territorio che produce il 42%, cioè che produce il 42% della sua produzione lo esporta, non può certamente esimersi da questa responsabilità. Infatti, Presidente, l'export rimane fondamentale per il nostro territorio. L'export è fondamentale per l'Italia, non solo per il nostro territorio. Qui c'è una vocazione, c'è ormai una tradizione e stiamo uscendo da questa crisi grazie all'export. Un'economia turistica, Presidente, che sta prendendo sempre più piede, è il futuro rispetto alla manifattura? È il futuro perché è un'economia che non servono capannoni, servono solo infrastrutture telematiche, strade, piste ciclabili, pedonabili, questo serve. E abbiamo questo territorio e dobbiamo far frutto di quello che ci dà, basta costruire ma valorizzare quello che c'è. E noi non possiamo essere di meno. Abbiamo un aeroporto dove passano 2.600.000 passeggeri, altri 600.000 arriveranno con i nuovi voli dal Canova. Bisogna fermare questa gente, fargli conoscere questo territorio che non è conosciuto, non solo una terra di passaggio ma anche di frequentazione. Dal 10 al 15 luglio dunque una delegazione di 9 addetti ai lavori provenienti dal Nord e dal Centro America sarà condotta a scoprire i veri cibi e le bevande nostrani, i luoghi e le tecniche di produzione. Con quali obiettivi? Lo spiega Pina Costa, responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione di Asso Camere Estero. Il progetto parte da un punto importante, cioè noi come Italia siamo un paese amato, conosciuto, a tutti piace il buon cibo italiano, ma forse pochi sanno veramente qual è l'autentico cibo italiano. Quindi grazie al supporto del Ministero dello Sviluppo Economico questo progetto, che fa parte di una grandissima campagna triennale che il Ministero sta conducendo con ICE e con Asso Camera Estero, questo progetto vuole illustrare al consumatore americano, canadese, messicano quali sono i vantaggi
del vero cibo italiano, quindi dove consumarlo, dove comprarlo, dove è prodotto e soprattutto quali garanzie ci sono per la salute del consumatore consumando cibo autentico italiano. Chi avete invitato allora a scoprire questo autentico cibo italiano? Allora, il progetto si basa su una strategia che utilizza gli influencer. Chi sono questi influencer? Sono persone che negli Stati Uniti, in Canada, in Messico influenzano l'opinione pubblica. Quindi usiamo, fra virgolette, queste persone per diffondere sempre più ampiamente questo messaggio. Sono blogger, sono giornalisti, sono nutrizionisti, sono direttori di scuole di cucina, sono ristoratori, sono anche direttori di department store, di specialty store, cioè tutti quelli che sono impegnati nella filiera del food nei loro paesi e che sono in grado di raggiungere quante più persone, quanti più consumatori possibili. Quindi noi influenziamo loro affinché influenzino gli altri. E si è scelto di puntare sul Nord e Centro America. Sì, questa è una strategia che il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato per questa campagna già dal 2015. Gli USA sono stati e sicuramente sono un paese target perché ovviamente è il secondo paese dove vanno le nostre esportazioni food. Primo è la Germania e è un paese dove c'è una importante comunità italiana, gli USA, il Canada, importante comunità italiana che ovviamente non è soltanto una comunità di consumatori, ma è una comunità di influenzatori. È una comunità di businessmen, per cui noi siamo molto contenti di questa scelta che il governo ha fatto perché ci consente di utilizzare la nostra comunità italiana all'estero, di cui ovviamente le Camere di Commercio italiane all'estero sono parte, proprio per diffondere sempre meglio questo messaggio. Perché invece si è scelto di partire da Treviso e dal Veneto? Ma è una domanda che non si fa perché è un territorio ricchissimo, bellissimo e come si suol dire chi ben comincia è a metà dell'opera, no? E lo scopriranno così anche gli esperti americani.